Bentrovati amici, oggi con Don Salvo Bucolo diamo il benvenuto a Don Sebastiano Scamporrino. Abbiamo intitolato questa trasmissione "Dove mai avrei pensato di trovarmi". Con Don Sebastiano scopriremo come nella vita di ciascuno di noi è come se ci fosse un filo invisibile, una mano che chi crede chiama Dio, che ci conduce dove spesso non pensiamo mai di poter andare, fatti, avvenimenti, circostanze, persone che incontriamo, a volte sembra non abbiano alcuna logica, ma poi si scopre qual è il segreto, il motivo per cui avvengono certi fatti nella nostra vita, certi incontri. Ma partiamo subito con questo video e poi inizieremo a parlare con Don Sebastiano. E se Dio non volesse persone perfette? Molti di noi pensano che seguire Dio significhi fare tutto bene, essere forti, capaci, senza sbagliare mai. Ma poi scopri che Lui non cerca bravi ragazzi, ma cuori che si lasciano amare, che restano accanto a Lui così come sono. Proprio lì, tra fragilità e fiducia, che si trova la vera vocazione. E magari stare dove mai avresti pensato di trovarti. Don Sebastiano, una vita particolare, la tua, ti do del tu perché sei giovanissimo, sei un giovanissimo sacerdote, arrivato a questo punto della tua vita, ma dopo un percorso non del tutto lineare. Sì, in realtà spesso noi pensiamo che ci sia uno standard di cammino da seguire, mentre uno standard non esiste. È il Signore che guida il cammino di ciascuno, anzi direi che più il cammino sembra essere complicato, più si può affermare che la mano di Dio è presente in questo cammino. E la mia vita, se così lo posso definire senza esagerare, posso descriverla come una sorta di miracolo, perché se circa 8-10 anni fa, quando ho intrapreso il mio cammino di formazione in vista del sacerdozio, questo è sempre stato il mio desiderio sin da quando ero più piccolo, se avessi scritto la storia che poi in realtà si è verificata, chiunque leggendola avrebbe detto: tu sei uno scenografo di film di fantascienza o al massimo proprio di favole irrealizzabili. E in realtà invece si è realizzato proprio questo nella mia vita. Eh sì, sorprende Don Bucolo che Don Sebastiano ci dice: io ho desiderato questo fin da piccolo, quindi è facile pensare, dice vabbè, se lo già pensa da piccolo, il Signore, figuriamoci, è ben felice di avere tra le sue schiere un consacrato, così come la Chiesa, sappiamo quante poche sono le vocazioni, per cui sembra tutto semplice, tutto facile, tutto scontato, ma in realtà nella vita di ciascuno di noi, non solo di chi poi diventa un sacerdote, non è tutto veramente così scontato, anche se le cose possono sembrare in apparenza che debbano scorrere su dei binari sicuri, tranquilli. Sono pienamente d'accordo, ma è quanto Don Sebastiano in questo momento ci sta condividendo, perché è vero che in quel caso Don Sebastiano nel cuore Dio gli ha messo questo desiderio di consacrarsi al Signore nel sacerdozio, però poi nella vita le cose si muovono non secondo i nostri criteri, non secondo le nostre aspettative, non secondo quanto immaginavamo, ma in modo totalmente diverso. Per cui il titolo "Dove mai avrei pensato di trovarmi" è un titolo che chiaramente vuole dare una luce a tutti i giovani. In questo caso abbiamo chi ha scoperto e vive adesso da qualche anno la vocazione al sacerdozio, ma il titolo vuole dire ai giovani che ok, tu hai i tuoi programmi, tu hai i tuoi sogni ed è giusto che ce li abbia, però poi nella vita ti trovi a fare quello che mai pensavi e che è molto più grande di quello che pensavi, per cui questa storia che adesso nei dettagli ascolteremo ci aiuta a capire che c'è un filo misterioso che noi comprendiamo, o meglio, prendiamo consapevolezza man mano che la nostra storia si svolge. Ecco, Don Sebastiano, poco fa hai detto la mia vita è un miracolo, io la considero così, ma perché? Beh, due testi biblici mi vengono in mente per iniziare un po' a descrivere, chiaramente molto in breve, quella che è l'esperienza che il Signore mi ha dato da vivere. Uno, un testo di Genesi, quando Dio dice ad Abramo:
vattene dalla tua terra, e Abramo dice ok, me ne vado dalla mia terra, ma dove devo andare? Tu non preoccuparti, dice il Signore, verso una terra che io ti indicherò. E questa è la prima prospettiva che nella mia vita ho sperimentato e che sperimento ancora oggi. E l'altro testo, che poi è stato un po' il testo cardine che ha guidato la mia vita vocazionale, è Matteo 11, 25, 30, dove Gesù dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Ci tengo sempre a sottolineare, non imparate da me che sono bravo, ma che sono mite e umile, cioè capace di ascoltare. E la mia vita, io non sono catanese, ci tengo a sottolinearlo questo, anche se mi sento pienamente catanese, ma non sono né nato né cresciuto a Catania. Io sono originario della città di Comiso, provincia e diocesi di Ragusa, e di fatto il mio cammino vocazionale è iniziato con l'intento di rimanere nella diocesi di Ragusa. E ho cominciato a scoprire che forse il Signore realmente aveva seminato nella mia vita qualcosa di particolare sin da quando ero ragazzo. E paradossalmente la mia fede non nasce dalla condivisione con la mamma. Solitamente sono le mamme che trasmettono la fede, le nonne, e invece ho avuto la fortuna di avere papà come garante della mia fede. Perché? Perché ho iniziato a partecipare alla vita della comunità grazie all'esperienza di papà, all'esempio di papà, che vedeva la comunità parrocchiale, che non è la comunità di territorio ma la comunità dove lui era cresciuto, come la propria casa, la propria famiglia. Lì ho iniziato il mio cammino, come tutti i ragazzi di 10, 12, 14 anni, a seconda del periodo che ho vissuto all'interno della comunità, la parrocchia dell'Annunziata di Comiso. E lì, frequentando il gruppo dei ragazzi, frequentando in modo particolare il gruppo dei ministranti, a stretto contatto con l'altare e quindi con il servizio liturgico, mi sono reso conto che quella vita mi piaceva. E ciò che mi attirava, sembra buffo dirlo ormai dopo 2 anni che sono prete, ciò che mi attirava non era tanto, come possiamo dire, la sostanza, Gesù, non sono mai stato un mistico, o meglio misticista, ma ciò che mi attirava era la forma, l'abito, i vasi sacri, quello che noi definiremmo il contorno di ciò che è importante. E questo è stato molto criticato anche da chi mi stava attorno, perché dice: ma questo è attaccato all'esteriorità. In realtà mi sto convincendo sempre più di questo, che il Signore non si lascia vincere nelle sue chiamate, in generosità, sfrutta ogni cosa se tu ti metti a sua disposizione. Mi piacevano tante cose, mi piacevano i vasi sacri, dicevo, mi piacevano gli abiti, vedevo il mio parroco e dicevo: io voglio essere come lui, ma solo perché portava un abito. E praticamente mi sono affezionato, diciamo, innamorato del guscio, della forma esteriore. Ma in realtà il Signore stava seminando attraverso questo. Ho citato poc'anzi il testo di Matteo 11, 25, 30, perché per una festa del Sacro Cuore, la festa del Sacro Cuore non mi ricordo precisamente l'anno, ma il brano era proprio questo, sentendo questo brano lo sentii rivolto a me. Avevo 16 anni e sentii che il Signore mi diceva: vieni dietro a me, segui me, prendi il mio peso su di te. Questo dice il testo di Matteo 11, 25, 30. Prendete il mio giogo sopra di voi, il mio peso è leggero. E da quel momento io cominciai a capire che forse l'esteriorità era bella, ma se non era riempita di qualcosa di più serio, lasciava il tempo che poteva trovare. Cominciai a confrontarmi con il sacerdote della mia parrocchia, che tra l'altro mi aveva visto crescere. Lui è stato parroco dai miei 3 ai miei 23 anni, quindi mi ha visto crescere in tutte le fasi di maturazione. Benissimo. Benissimo, proprio conosce praticamente ogni parte della mia personalità e del mio corpo praticamente, perché lui mi ha visto crescere da quando ero bimbo fino a ora. Anche tutte le tue trasformazioni, diciamo, esatto, da bambino a ragazzo. E cominciai a dirgli: ma lo sai, io sento questo. E lui, senza mai scomporsi, un prete di altri tempi tra l'altro, ormai ha 83 anni, mi disse: va bene, confrontiamoci, parliamo, cerchiamo di parlare il più spesso possibile. E ogni cosa che mi accadeva a scuola, nel gruppo di amici, nello studio personale, nella preghiera personale, quando ero solo, quando vivevo qualche
più o meno grande crisi nella mia vita. Un 16enne, 17enne non vive grossissime crisi, ci sono, ma chiaramente dopo quelle che uno vive quando è più grande, quelle là sembrano più sciocchezze. delle sciocchezze, però ci sono. Raccontavo tutto a lui. E a un certo punto, maturando la decisione che forse il Signore mi stava chiamando a intraprendere questo cammino, all'età di 19 anni, dopo il diploma, chiesi insieme a lui al vescovo di Ragusa, Paolo Urso allora era il vescovo di Ragusa, di poter intraprendere il cammino di discernimento al propedeutico del seminario di Ragusa. Significa che è una fase della propria vita in cui si comincia a capire se veramente la vita di seminario e poi il consacrarsi e diventare sacerdote fa per quel ragazzo. Esattamente. E quindi si entra in questo percorso. Questo percorso. E questo a Ragusa. Questo è Ragusa. Io sono rimasto a Ragusa tra propedeutico e seminario 5 anni della mia vita come seminarista di Ragusa, anche se ho vissuto il cammino in 2 posti diversi. Anzitutto dico che la mia perplessità era ed è sempre stata il fatto di essere molto giovane. E tra l'altro la difficoltà più grande è stata entrare dentro una comunità di persone molto più grandi di me, per le quali risultavo evidentemente molto il ragazzino, immaturo tra l'altro. Poi questa idea di maturità standard che tante volte noi abbiamo sia a scuola, sia nei luoghi di lavoro, sia nella chiesa, è difficile da smontare, ma il primo ostacolo sono stato io stesso, non sono stati gli altri d'altronde, perché mi sentivo in difetto nei confronti degli altri. E la svolta dopo i primi 2 anni di seminario, perché il vescovo di Ragusa mi accolse con mia grande sorpresa, lui non era solito accogliere i giovanissimi al propedeutico, ma lui mi accolse al propedeutico e mi fece passare dopo 1 anno al seminario. La svolta fu quando, cambiando il vescovo a Ragusa, arrivò un vescovo palermitano, Monsignor Cuttitta, che decise, dato l'esiguo numero dei seminaristi che eravamo proprio a Ragusa e che ci formavamo nel seminario di Ragusa, di dare una linea diversa alla nostra formazione e ci mandò a Palermo, una città che non conoscevo, una comunità grandissima. Noi eravamo in 4 in seminario a Ragusa, mi trovai in una comunità di 55 persone, quindi è come se uno da una piccola città si sposta in una metropoli. Immagino ci fu un momento di disorientamento, no? In realtà non direi proprio di disorientamento, perché Ragusa, dico, non si offenda nessuno se dico questa cosa, mi stava un po' stretta, ma stretta non perché era una brutta città o perché era un brutto ambiente, ma perché era un ambiente molto piccolo. Lì dove vivevi in seminario, esatto. eravate in 4, quindi ti confrontavi solo con altre 3 persone. Tutte più grandi di me, tra l'altro. Tutte più grandi, certo. A Palermo invece ebbi la fortuna di cominciare a confrontarmi con i ragazzi della mia età, una comunità grande, ha chiaramente davanti un ventaglio variegato di vocazioni, dal 50enne entrato in seminario dopo una lunga esperienza di vita al 20enne che come me era entrato in seminario subito dopo il diploma. E tra l'altro, mentre da Ragusa provenivo da una comunità di 4 persone, solo nel mio anno, il terzo anno nel quale ero stato inserito, eravamo 14 persone. Quindi la varietà del confronto è stata veramente edificante e mi sono accorto che i problemi che io pensavo di avere, quelli che ha un 20enne, diciamocelo chiaro, un adolescente, perché ancora a 20 anni si è adolescenti, li avevano tutti i miei compagni. Quindi hai scoperto questo. Ho scoperto questo. Ma io direi, siccome adesso ci sono dei colpi di scena che non vi aspettate e che neanche Don Sebastiano si aspettava ci potessero essere nella sua vita, noi ci fermiamo per qualche istante e riprendiamo il discorso e continuiamo ad ascoltare la storia di Don Sebastiano fra pochissimi istanti. A tra poco. Dove mai avrei pensato di trovarmi? Stiamo parlando con Don Sebastiano Scamporrino, ci sta raccontando la sua storia di giovane sacerdote, di come è iniziata la sua vocazione, di come è arrivata ad un certo punto a diventare quello che desiderava da ragazzino, ma non è stato sempre così lineare il suo percorso. Lo abbiamo lasciato nella comunità di Palermo, nel seminario di Palermo, da Ragusa era stato trasferito a Palermo, trova una comunità più grande. Cosa succede? Bene,
quarto anno di seminario uno è già proiettato fuori dal seminario Già e di ti fatto... sentivi sacerdote. Assolutamente Diciamolo sì, già tu dici mi sono fatti i miei bei 4 anni di seminario, già ho la mia esperienza, sono pronto, ordinatemi, anche se sarebbero dovuti passare altri 2 anni, e di fatto andai fuori. Un passo, diciamo, no? Assolutamente. Difatti andai fuori, ma non come pensavo io, perché per una serie di vicissitudini, incomprensioni con il rettore del seminario di Ragusa, mi fu chiesto di sospendere il mio cammino di seminario. Perché nel frattempo è ritornata a Ragusa? Sì, sempre il rettore di Ragusa era sempre il mio referente. Era sempre il tuo referente. E quindi un poco su sua richiesta, i formatori di Palermo non si capì se erano d'accordo o non erano d'accordo, ma non stiamo qui a valutare questo tipo di situazione. Di fatto io devo ringraziare quel momento che ha cambiato radicalmente la mia vita, prostrandola a terra. Voi immaginate un ragazzo di 23 anni che già è proiettato, ha costruito tutta la sua giovinezza su un desiderio, quel desiderio sfuma come fumo. È una crisi vera e propria, perché il progetto di vita era quello, quindi dice, ma allora io ora che faccio? Come mai il Signore sta facendo accadere questo nella mia vita? Come mai mi stanno buttando fuori dal seminario? Tra l'altro la cosa che mi lasciò molto perplesso è che di fatto non mi furono date delle motivazioni, mi fu detto: per ora noi riteniamo che tu non sia maturo per poter proseguire il cammino. E io mi chiesi, continuai a chiedermi, e fino a qualche tempo fa mi chiedevo, ma come? Io sono stato il prototipo del seminarista modello, sempre puntuale nella preghiera, ci ho sempre tenuto a una certa forma di vita, sono sempre stato preciso in tutto, e perché allora non posso continuare? Dopo una crisi che durò qualche mese, chiaramente parliamo di giugno 2018, fino a poi a dover prendere una decisione sulla mia vita nel settembre dello stesso anno, io decisi di continuare gli studi. Cosa avevo in mano? Avevo il titolo da dovermi prendere, il titolo di laurea, il baccalaureato in teologia, e decisi di continuare a Catania per la vicinanza con Comiso, con Ragusa. E continuai allo studio teologico di Catania, nel quale in un anno riuscii a completare. Il mio padre spirituale, che era quel sacerdote che mi aveva conosciuto dai miei 3 ai miei 23 anni, d'altronde, mi disse: senti, io e te sappiamo che tu sei seminarista. Non capivo cosa diceva. Tu devi andare a messa tutti i giorni e devi continuare a pregare come pregavi in seminario. Cosa per me illogica, dico, ma che senso ha? Mi disse: tu ascoltami. Io mi sottoposi a questa obbedienza per me illogica e cominciai ad andare a messa tutti i giorni. Nel frattempo avevo affittato una casa a Catania con altri studenti, avevo iniziato a vivere come vivono tutti i ragazzi che studiano all'università, quindi fuori dall'ambiente ecclesiastico, un ambiente protetto. Ero rimasto praticamente scoperto, sostanzialmente, una vita totalmente nuova. Frequentando la celebrazione nella parrocchia Sant'Agata al Borgo, che è la parrocchia più vicina alla casa che avevo affittato, la parrocchia di territorio, conobbi il parroco, padre Enzo, che all'inizio non mi fece per niente simpatia, molto lungo, lento nel parlare. Però piano piano, dopo che una ragazza mi invitò a partecipare al gruppo giovani della parrocchia e io non so per quale motivo accettai, dato che io venivo da una situazione in cui ero sostanzialmente quasi un leader e ora dovevo ripartire da zero, decisi comunque di accettare quell'invito. Lì conobbi meglio questo sacerdote che all'apparenza non era stato proprio congeniale ai miei gusti e cominciai a intraprendere un cammino di confessione con lui, periodica, come si confessa una persona normalmente con il sacerdote che ha più facilmente a disposizione. E lui, dopo 2 o 3 volte che io mi confessai con lui, cominciò a chiedermi: ma io ti vedo sempre qua che preghi, stai in ginocchio, mi sembri, ci hai mai pensato a un cammino di consacrazione? La prima volta, la seconda volta, la terza volta io eludo la domanda. La quarta volta che me lo chiede, io parlo con il mio padre spirituale, Don Giuseppe, questo sacerdote che mi ha seguito da quando ero bambino, e lui mi disse: raccontagliela la tua storia, chissà. Io molto perplesso, dice: ma chi mai potrebbe schierarsi dalla parte di una persona che è stata mandata fuori dal seminario, immaturo, eccetera, eccetera? Chi potrebbe credere mai che non c'è un motivo grave? Non lo so perché gli raccontai la mia storia, presi un appuntamento, immediatamente mi si aprì una porta, perché lui aveva vissuto la mia stessa identica storia da ragazzo, da seminarista e quasi alle porte del sacerdozio, quasi identica. E allora lì io rimasi per la prima volta perplesso. A un certo punto cominciai a confrontarmi sempre di più con lui
e dopo aver preso il baccalaureato, cioè la laurea in teologia, mi si poneva davanti il bivio se restare a Catania o tornare a Comiso. La casa dovevo lasciarla, non potevo fare pagare ai miei genitori un altro anno di casa senza una prospettiva. E chiesi proprio a lui: senti Padre Enzo, ma che fa? Mi puoi ospitare per qualche giorno a casa tua, il tempo che io riesco a prendere una decisione? Quel qualche giorno diventarono 4 anni. Tanto che il tempo del Covid io lo passai con lui in canonica. Ed è stata per me quella la svolta, perché lì ho capito come vive un prete, senza incensi, senza orpelli, senza paramenti, come vive un prete la vita da uomo, la vita da uomo che cucina, che lava, che pulisce casa, che prega, che si confronta con se stesso. Lui divenne praticamente il mio papà a Catania. E la cosa bella fu che io lì cominciai a capire veramente qual era l'essenza della mia vita. Posso riassumere questo periodo immediatamente prima dell'ingresso poi in seminario a Catania, anche quello miracoloso secondo me, come io sono entrato in seminario prete, già con la mia impostazione, inquadrato, perfettamente convinto di quello che dovevo essere e dovevo fare. Il Signore mi ha spogliato di questa convinzione e mi ha fatto uscire dal seminario e rientrare in seminario da cristiano, il che non è scontato, perché a volte noi pensiamo che il Signore ci chiami a fare qualcosa, prima di fare il Signore ci chiama ad essere. E voleva che io fossi suo discepolo, voleva spogliarmi delle mie precomprensioni per dire: ma tu dietro chi vuoi andare? Dietro te stesso, dietro di me? E proprio con Padre Enzo, vivendo l'esperienza del Covid, quindi chiuso, come purtroppo tutti abbiamo vissuto in quel tempo, dentro la canonica, io capii che il Signore non mi chiamava a Ragusa, ma mi chiamava a Catania, anche perché nello stesso periodo il vescovo di Ragusa mi aveva già chiesto di ritornare in seminario a Ragusa. Dice: è passato un po' di tempo, ritorna qui. Ma io sentivo che non era la mia vita. Ma io penso che sia stata una prova, perché non c'erano veri motivi per cui di fatto gli è stato chiesto di uscire dal seminario. Probabilmente quando c'è un ragazzo così giovane, forse la Chiesa e anche il Signore probabilmente dice: ma veramente tu vuoi diventare sacerdote? Sei così giovane, sei brillante, hai una bella testa, un bel carattere, sei una persona per bene. Ma sei sicuro che vuoi fare il sacerdote? Glielo chiedono gli uomini di chiesa, che forse sono un po' più, come dire, cauti adesso quando c'è una vocazione così giovane, ma probabilmente lo chiede anche il Signore. Dice: ma tu davvero vuoi essere un mio sacerdote? Vuoi davvero seguirmi? Allora, se mi vuoi seguire, io ti metto alla prova. Io voglio vedere fino a che punto tu sei fedele e mi segui anche se sei fuori dal seminario. La possiamo leggere così? Io la leggo così, la storia di Don Sebastiano, che adesso però ci racconta anche com'è finita. Poco fa lui diceva una cosa importante: lui in realtà non sa le vere motivazioni e diceva: ma neppure mi interessa. Quindi sì, questa è una possibile lettura, ma, ed è bellissimo quanto fai vincere Don Sebastiano, non è questo quello che conta. Lui ha sperimentato nella sua vita alcuni capisaldi. La prima, l'obbedienza. Lui ha obbedito a colui che da piccolino lo ha conosciuto, gli ha detto: tu vai a messa ogni giorno, tu tra me e te, tu sei seminarista, non lo dirà nessuno. Lui si stupiva, però ha obbedito. Non capiva, lo sorprendeva, restava senza parole, ma ha obbedito. La secondo elemento di cui lui ha fatto esperienza è la provvidenza, proprio perché ha obbedito in un momento di grande indigenza. Lui doveva trovare dove stare, non aveva dove andare, chiede in punta di piede a un sacerdote che da poco aveva conosciuto, solo per starci qualche giorno, e in realtà si trova 4 anni a stare lì. Quindi ha fatto esperienza di come io provvedo per te. Da giovane era lui, tutto entusiasta, che si muoveva, che si organizzava, che aveva chiaro il suo progetto. A un certo punto, nel momento in cui, e lui l'ha detto, ero spogliato di tutte le mie certezze, di tutti i miei punti di riferimento, ero spogliato, a un certo punto ho capito che la cosa essenziale, sì, ok, è bello, è prete adesso e fa cose straordinarie, ma la cosa essenziale è essere cristiano. Ecco, lui è andato all'essenza della sua identità. Per questo la sua storia, a mio giudizio, diventa paradigmatica per i giovani,
mostra una strada che forse oggi è molto, molto comune, perché sappiamo che le nuove generazioni oggi più che mai non hanno una via lineare, hanno una via molto complessa. Io che spesso mi trovo a interagire con le famiglie, mi trovo dinanzi a famiglie che vivono la separazione, il divorzio, e le vocazioni nascono proprio da questi luoghi impensabili. Quindi io vedo in Don Sebastiano proprio il paradigma, l'esempio concreto di come qualunque sia la tua storia, per quanto sia piena di svirgole, per quanto sia piena di scarabocchi, io posso fare grandi cose. In questo mi piace citare gli artisti di strada. Qualche volta andando a Roma, a Piazza Navona, mi vengono in mente quegli artisti in cui mi presentano un foglio di carta e mi dicono fai uno scarabocchio. Io faccio uno scarabocchio, quell'artista da quello scarabocchio fa un bellissimo ritratto. Ecco, lui ha sperimentato di sentirsi uno scarabocchio, cioè proprio ai margini, proprio non contava più nulla, aveva perso tutto, andava al San Paolo, a Catania almeno per completare gli studi, ma non pensava minimamente che la strada si apriva in quel modo, e oggi sta ammirando il capolavoro che Dio ha fatto nella sua vita e rimane così, senza parole, e che adesso ci sta condividendo in questo studio in modo straordinario. Sì, infatti, come dice Don Salvo Bucolo, ovviamente la storia di Don Sebastiano in questo momento, perché lui è un sacerdote, ma è il paradigma, cioè lo possiamo come dire, rivolgere a ciascuno di noi. Ma continuiamo ad ascoltare e vediamo com'è che poi è andata a finire la storia. Quindi il Covid, passa il Covid, assolutamente, 4 anni, poi con Padre Enzo completi i tuoi studi allo studio teologico, quindi ti lauri in teologia, quindi vivo il Covid con Padre Enzo, e poi alla fine del percorso del Covid nel 2020 con Padre Enzo scegliamo insieme, perché ci siamo molto confrontati. Che Don Enzo ti dice ma perché non hai mai pensato no, già di questo ho vissuto con lui, giustamente poi gliel'hai dovuto dire, guarda che io sono stato in seminario, poi sono uscito. Abbiamo vissuto un periodo insieme, abbiamo vissuto insieme, vi dicevo, durante il tempo del Covid, dopodiché con lui ho compreso che il Signore forse mi chiamava proprio a Catania a vivere la mia testimonianza di vita. Ed ecco perché chiesi all'arcivescovo di Catania, allora Monsignor Gristina, di poter continuare il cammino di seminario. Lui mi accolse dopo un lungo tempo di discernimento e mi trovai dentro il seminario accompagnato da un altro grande per me sacerdote, col quale ancora condivido la vita perché vive con me alla Casa del Clero, che è Padre Nino Lamanna, che con la sua fine schiettezza mi ha sempre messo davanti alla verità di me stesso. Io posso riassumere tutto, il mio cammino prima e anche dopo il sacerdozio, ora da 2 anni, ancora sono pochi, ma già è un tempo consistente, come io stavo in seminario perché ci dovevo stare, perché ero il prototipo del buon seminarista. Ora sono prete così come sono. E la bellezza è proprio questa, cioè quella di aver sperimentato, come abbiamo ascoltato nel video, che il Signore non chiama quelli bravi, né tu devi pretendere da te stesso di essere il bravo, il perfetto della situazione. No, il Signore ti perfeziona nel cammino, e ti perfeziona non rendendoti migliore, ma rendendoti più vicino a Lui. E questa la bellezza. E di fatto il cammino di seminario, che non è stato anche qui facile a Catania, perché chiaramente dopo 2 anni di vita un po' autogestita, rientrare nel sistema del seminario è stato complesso, mi ha portato, con l'arrivo del vescovo attuale, Monsignor Renna, a essere ordinato diacono prima e poi presbitero, in una chiesa che non era la mia, ma che sento pienamente come la mia chiesa, in un territorio che io non conoscevo, ma che è il territorio che amo profondamente, perché amo la chiesa, la città, la diocesi di Catania, e a vivere il mio cammino in certi ambiti che non avevo mai pensato. Io, che ero il prototipo del non giovanile per eccellenza quando ero ragazzo, perché ero molto inquadrato, ora mi occupo dei giovani, Azione Cattolica, insegno a scuola, quindi come il Signore a volte ti stravolge la vita nel cammino. Grazie Don Sebastiano, da qui appunto il titolo di questa nostra trasmissione, dove mai avrei pensato di trovarmi, dalla diocesi di Ragusa, Palermo, e alla fine a Catania, dove svolge il suo ministero e la sua missione. Don Salvo, come possiamo concludere? Un po' il titolo. Io penso che in questo momento Don Sebastiano, tramite questa sua testimonianza,
ai giovani che vedranno questa puntata vuole dire: se ti trovi dove mai hai pensato di trovarti, non lo escludere a priori. Forse in quella cosa lì il buon Dio sta pensando ciò per cui sei chiamato, e qui diventa un messaggio di speranza, un messaggio di luce e anche un messaggio di una bussola di orientamento per tanti ragazzi che pensano oggi di trovarsi nel posto sbagliato perché non hanno scelto loro. E di questo ringrazio Don Sebastiano, perché con grande semplicità, con cuore, ci ha fatto dono della sua storia. Ed io ringrazio Don Salvo Bucolo, compagno di viaggio in questa edizione di Parliamone, così come quella dell'anno precedente. Stiamo ascoltando i giovani, continueremo a farlo. Ricordatevi dei nostri social, siamo su Antenna Sicilia, e poi se volete riascoltare, rivedere questa trasmissione, così come tutte le altre, potete andare su Sicilia Play. Lì trovate tutte le nostre trasmissioni e tutti i nostri ospiti. Grazie Don Sebastiano Scamporrino, grazie alla regia e chiaramente un grazie grandissimo a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima!